Buongiorno a tutti, buongiorno da Paolo De Castro, come vedete dal Parlamento europeo di Bruxelles. Questo grande dibattito pubblico ha sicuramente mostrato un grande interesse, la politica agricola comune rimane una delle più importanti politiche dell'Unione Europea e noi ovviamente qui al Parlamento lavoreremo perché continui ad avere un bilancio robusto, un bilancio importante. Le novità in prospettiva certamente riguardano i sistemi di gestione del rischio, cioè come in sostanza riuscire ad aiutare gli agricoltori a vivere in un'epoca di incertezza. La volatilità dei prezzi lo ha dimostrato, i mercati volatili rendono assai volatile anche il reddito delle aziende agricole con grosse difficoltà, come abbiamo visto con la recente crisi del settore lattiero-caseario, nei momenti in cui il prezzo dei prodotti agricoli, in questo caso del latte, scende sotto una soglia insostenibile per gli agricoltori. Come fare a gestire? Qualche passo avanti lo stiamo già introducendo nel regolamento Omnibus e io mi auguro di poterlo vedere quindi finalmente applicato nel regolamento base dal 1 gennaio del 2018, ma in prospettiva il dibattito sarà molto incentrato su questo. Abbiamo bisogno di un forte primo pilastro di aiuti diretti o vedere un primo pilastro che dia una mano agli agricoltori per gestire meglio il rischio, che dia una mano alle imprese agricole per affrontare il mercato in modo più competitivo e soprattutto più capaci di gestire una globalizzazione che le vede sempre più in pericolo competitivo nei grandi mercati. Ecco, questi sono i grandi temi, come il grande tema naturalmente è quello dell'innovazione, della ricerca, di come mettere insieme un sistema che supporti il mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare in una opportunità che il mercato internazionale ci dà, ma che spesso vede le nostre imprese in difficoltà competitiva anche con altre realtà che hanno ben altri costi di produzione. Per questo il tema della qualità, della tutela della qualità, degli elementi distintivi che caratterizzano il nostro sistema agroalimentare rimangono temi centrali della politica europea e anche la tutela e la difesa delle nostre indicazioni geografiche è oggi uno dei primi punti che viene sempre messo al centro di ogni dibattito e di ogni negoziato internazionale. La PAC rimane una politica straordinariamente utile per il nostro mondo agroalimentare, noi ci auguriamo di renderla un po' più semplice, un po' meno burocratica e soprattutto di arricchirla di una strumentazione più efficace ai tempi che corrono. Veneto is probably among the leading regions in terms of the implementation of the program. It's definitely among those who have the highest financial implementation, the most advanced, the quickest. Also level of commitment and level of preparation or already finalization on different calls is very high, so this is very promising, not only as we look at the current data but also the outlook for the future appears to be very positive. The future common agriculture policy but also rural development have to contribute to a number of European objectives that are widely known. Programs will have to contribute perhaps even more to the growth and jobs agenda, to climate change tackling, to the issues linked with productivity, sustainable development, but also social inclusions. Those challenges objectively exist. They have existed for many years, for decades, and of course the future policy will have to try to take into account all those different aspects of different policies and possibly balance them in the best possible way. I punti qualificanti della prossima PAC probabilmente riguarderanno la gestione del rischio e quindi la volatilità dei mercati, come rispondere alle problematiche che stanno emergendo e che sono emerse in questi ultimi anni da un lato, ma dall'altro c'è anche il discorso della sostenibilità e del cambiamento climatico. L'agricoltura, ricordiamo, e anche quella veneta, è un settore economico, fa reddito ma fa anche ambiente, gestisce il territorio e proprio sulla base di questo vengono anche prodotti dei sistemi, dei servizi ecosistemici che è giusto che la società remuneri. Per questo esiste la PAC, esiste sia per dare un giusto reddito agli agricoltori nei momenti di difficoltà, ma anche per dare la possibilità alla comunità
regionale, alla comunità nazionale di poter godere di un paesaggio, quello agricolo, che tutti sappiamo anche qua nel Veneto essere molto importante. Le sfide per l'agricoltura del Veneto per il prossimo decennio senz'altro riguardano il fatto di riuscire a produrre come si produce adesso, quindi un'agricoltura intensiva, ma sfruttando al massimo quelle che sono le caratteristiche ecofunzionali, quindi svolgendo un'attività che sia il più possibile sostenibile. La qualità dei prodotti è per certi versi indiscutibile, quindi l'orientamento all'export, che già è evidente, verrà rafforzato, perché quindi bisogna pensare a una competitività che si basi su un rapporto qualità-prezzi che sia il massimo possibile, quindi non solo riduzione dei costi per ridurre i prezzi, ma anche aumento della qualità. Il territorio agricolo deve essere anche gestito adeguatamente, in modo sostenibile, tenendo presente proprio la variabile ambientale. Su tutto questo un'ultima questione è fondamentale: il capitale umano, cioè chi gestisce questo processo di transizione verso un'agricoltura sostenibile saranno i nostri agricoltori. Non devono essere lasciati soli, ma accompagnati da un sistema di ricerca e sviluppo adeguato, da una consulenza che sia in grado di informare gli agricoltori sulle ultime innovazioni e quindi dare la possibilità di rimanere competitivi nell'ambito del sistema sia comunitario che internazionale.